È una delle gare di cartello della 23esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Da una parte la capolista Licata, dall'altra il San Vitolo Capo, che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione, candidandosi anche per un posto nei playoff. Match tutto da gustare, quello del Dino Liotta, ma che, come stiamo per scoprire, non prenderà una bella piega, soprattutto dopo la fine del primo tempo. In ogni caso, le immagini a cura di Giuseppe Montalbano con quanto accade nel primo tempo al Dino Liotta. Qui subito con una palla recuperata dal Licata, Palmisano si presenta ai 25 metri, conclusione che sibila non troppo lontano dalla porta difesa da Sandu. Poi occhio a questa palla inattiva, a questo calcio d'angolo per il San Vitolo Capo con la palla che spiove sul secondo palo. C'è il tentativo di intervento da parte del numero 2 La Commare, bravissimo a salvarsi Mazzola, che oggi si sostituisce al titolare Valenti tra i pali. Ancora la squadra di Colombo che attacca, la palla arriva sul secondo palo dove per poco non arriva la conclusione di Chieffo, poi ci prova Guaiana con la sfera che si perde a fondo campo. Poi è il Licata a provare a prendere campo, qui la conclusione da parte di Brugnone con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi prova ad accendersi in particolare alla Piana, poi Tedesco per il cross con il colpo di testa ancora da parte di Palmisano, uno dei più attivi tra le fila della squadra di Bonfatto. Qui conclusione bellissima da parte di La Piana, bello anche l'intervento sulla sua sinistra da parte di Sandu. Poi il numero 10 in maglia gialla prova a mettersi in proprio, cerca la giocata all'interno dell'area di rigore, conclusione finale da parte di Greco che non fa giustizia all'azione dei suoi compagni, ci prova dalla distanza anche Tommy Flores con la sfera che si perde oltre il fondo. Poi la palla messa in mezzo da Tedesco, stupenda per il tentativo che non va a buon fine da parte di Minacori. Ci riprova dalla distanza anche Palmisano con la sfera che si perde tra le braccia di Sandu. Poi inizia il conciliabolo prima del duplice fischio e dopo che le squadre tornano negli spogliatoi. Nel frattempo il Licata attende gli sviluppi, mentre il San Vitolo Capo non esce nel terreno di gioco, non esce dagli spogliatoi del Dino Liotta. Cerca anche il tecnico Lillo Bonfatto di capirci qualcosa. Il direttore di gara alla fine stabilisce che non ci sono gli estremi per continuare a giocare, emette i 3 fischi. Il Licata, almeno per il momento, porta a casa i 3 punti che consentono di mantenere un buon vantaggio sulle più immediate inseguitrici in vetta alla classifica. Da Sportisil è tutto, alla prossima.